Amici di Radio Guest, ben ritrovati. Siamo con un grande amico, con Alessandro Pomarè, il Poma. Ciao Poma. Ciao Super Igor, saluto anche tutti i tuoi radioascoltatori e videoascoltatori, quindi telespettatori. Esatto, perché qua siamo in video, siamo in radio, siamo un po' dappertutto. Allora, qua è un po' difficile intervistare il Poma, perché il Poma fa tantissime cose e quindi non sai mai da dove partire. Però questa è una rubrica dedicata agli eventi e da sempre allo stadio, quando andiamo a vedere le partite di calcio, vediamo uno spettacolo. Stiamo parlando di Udinese e stiamo parlando quindi dello speaker dell'Udinese Calcio. Ci parli un po' di questa tua esperienza e cosa vuol dire essere lo speaker di una squadra di Serie A? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire, secondo me, trovare le parole per raccontare l'emozione che si prova nell'essere lo speaker dell'Udinese è difficile. Diciamo che è un qualcosa di grande, un qualcosa di magico, perché rappresentare nel mio piccolo, insomma, con la voce l'Udinese durante le partite casalinghe e ogni tanto anche quelle esterne, perché comunque mi piace anche seguire i nostri tifosi in esterna, è un qualcosa di veramente magico, Igor, è indescrivibile. È come quando si sale su un palco. Tu sai cosa significa quando si sale su un palco davanti a tante persone e tu in quel momento lì con la tua voce cerchi di rappresentare tutte quelle persone per uno spettacolo che è la partita di calcio. Quindi una grossa responsabilità, anche perché sei un punto di riferimento ormai anche per i tifosi, soprattutto che per loro, immagino, vero? Sì, per me i tifosi sono i miei amici, ok? I miei fratelli. Io poi ricopro questo ruolo, quindi cerco di dar voce anche alla loro voce, che comunque non ce n'è bisogno, perché ti assicuro che la domenica in Curva Nord si canta tantissimo, e poi la Curva Nord, insomma, trascina i distinti, le tribune, anche la Curva Sud, perché in Curva Sud ci sono anche i nostri tifosi. E ripeto, i nostri tifosi tra l'altro sono i più simpatici d'Italia, è sempre un vanto girare con loro quando si vanno a fare le trasferte. È bello sapere che siamo apprezzati da tutti. Tu sai che i tifosi poi friulani dell'Udinese si muovono un pochettino come gli alpini, anche perché tanti sono stati alpini, quindi diciamo che andare in trasferta è come andare in gita, e quando si va in gita si deve sempre fare una grande festa. Se si vince si beve il giusto, no? Per festeggiare. Se si perde si beve il giusto ugualmente per dimenticare, quindi è sempre modo per far festa, ecco. Per E poi festa, cerchiamo sempre di coinvolgere anche i tifosi avversari, ti dico la verità, è per quello che il pubblico di Udine è uno dei più simpatici d'Italia, ecco, quindi vengono apprezzati veramente da tutti. Beh, certo, si ha la sensazione che sia una grande famiglia, no? Una grande gente, una grande famiglia che si riunisce nel famoso terzo tempo. Ho seguito le tue interviste su Udinese TV mentre tanti stavano festeggiando a proposito dell'ultima vittoria dell'Udinese. E quindi hai seguito anche la mia dieta zona, no? Hai seguito quella che a me piace fare tanto, no? Continuiamo a parlare di Poma però, perché tu sei anche legato al mondo degli eventi, hai tantissime iniziative, tantissime collaborazioni fuori dallo stadio. Quali sono? Sì, diciamo che di eventi se ne fanno tanti. A me piace molto, come piace a te, insomma, lavorare con la musica e con il cibo, perché sono due elementi che uniscono ancora le persone, secondo me. Anche lo sport le unisce, anche se ogni tanto riesce anche a dividere. Quindi di eventi se ne fanno tanti. Diciamo che abbiamo ripreso a fare tanti eventi adesso, post-Covid, no? Anche se la parola Covid purtroppo c'è ancora, ma io non ne voglio proprio parlare. Diciamo che si organizzano tanti eventi musicali, tanti eventi enogastronomici e tanti eventi per piccole e grandi aziende, però tutto quello che è musica e cibo, come ti dicevo prima, mi illumina, mi piace, e quindi cerco di dare sempre il massimo per essere un valore aggiunto delle persone che poi ti contattano per fare l'evento. Quindi mi adatto a ogni situazione. Sai che a me piacciono le scatole vuote, perché comunque le riempiamo dopo noi con emozioni chiamate musica o chiamate cibo.
Certo, beh, è molto bello fare questa chiacchierata insieme con te perché traspare proprio la passione, cioè il cuore. E questa credo sia un aspetto fondamentale per affrontare qualsiasi professione, ma specialmente quando hai a che fare con le persone. E tu su questo sei sempre stato un maestro, che io ricordo da tantissimi anni, anche quando avevi in gestione dei locali, che più tardi ne parleremo. A proposito invece di Friuli Venezia Giulia, mi piace sempre la tua presentazione perché ti definisci un friulino. Ce ne puoi parlare poi magari anche degli eventi legati Grande, al vedo che hai progetto. studiato, Igor, mi definisco proprio un friulino che non è uno stracchino friulano, attenzione, eh. E diciamo questo, che tu sai benissimo che sono nato a Taranto, in Puglia, ho trascorso la prima parte dell'infanzia e una parte dell'adolescenza a Roma, esattamente a Pomezia. Il 26 ottobre dell'89 sono venuto a vivere in Friuli Venezia Giulia, quella regione che mi spaventava tantissimo da bambino, perché quando ti chiamava la maestra o la professoressa di geografia e ti diceva oggi parleremo di Friuli Venezia Giulia, tu Dove sta? hai paura, no? Perché cioè, è una cosa veramente incredibile da riscrivere questa. Però venendo qui a vivere, esattamente, ho iniziato, cioè il mio primo percorso è stato vivere a... Chi è che ci sta chiamando? Sei ricercato, No! sei voluto. Mi sta chiamando il barone, attenzione, il barone Franco Causio. Attenzione, attenzione, è bello. Attenzione. Che dopo richiameremo, che dopo Perfetto. richiameremo. Il barone, un vero campione del mondo. Comunque scusate per questa... No, mi ero dimenticato di presentarti come showman, che forse è l'aggettivo più adatto a te. Difatti, eccolo qua. Comunque, scusa, ritornando a Campoformino, sono arrivato prima a Campoformino da Roma, ok? Dopo mi sono trasferito a Udine. Io, ripeto, ho un rapporto incredibile con questo territorio perché lo amo veramente. E nel mio piccolo mi sento anch'io di dire che sono un piccolo ambasciatore, ma tutti dobbiamo essere ambasciatori del territorio che frequentiamo, il territorio che ci dà da vivere, e quindi in questo io mi emoziono nel raccontare la mia Udine, il mio Friuli Venezia Giulia, perché il Friuli Venezia Giulia è veramente un qualcosa di indescrivibile che non conosciamo ancora bene, perché comunque c'è molto da scoprire e da far scoprire. Però ogni volta che vengono gli amici, magari da Roma, dalla Puglia, ma anche gli stessi veronesi che vengono a trovarmi qui a Udine, io mi emoziono nel fargli girare magari le stradine giuste, andiamo a farci una bella gita magari in montagna. Tu sai che il comprensorio delle nostre Dolomiti friulane è pazzesco. E abbiamo poi il mare vicinissimo, abbiamo le lagune vicine, cioè in pochissimo tempo, quindi in pochi chilometri, riusciamo a trascorrere e far vivere un'esperienza unica a tutte le persone che vogliono venirci a trovare, perché in un'ora e mezza di strada veramente riusciamo a fargli fare una sciatina su Monte Zoncolan magari, e la sera andiamo a mangiare il pesciolino a grado, o magari a Trieste, o magari a Lignano. Insomma, è un qualcosa di veramente unico questo territorio, ma non lo dico tanto per dire, perché lo penso realmente. Se ognuno di noi e fosse un po' più critico nella maniera giusta, questo territorio potrebbe veramente esplodere. Poi è vero che manca magari qualche collegamento, perché logisticamente parlando ogni tanto mi sento un po' dimenticato, perché non è possibile che per magari portare qua degli amici che arrivano dall'estero siamo sempre costretti a dirottarli a Venezia, a Treviso, magari a Lubiana, no? Abbiamo un aeroporto molto bello che è quello di Trieste, che andrebbe potenziato, però sicuramente io e te da soli non riusciamo a fare niente. Però se in tanti riusciamo a far capire quanto importante è avere un aeroporto come quello di Trieste vicino, e potrebbe essere un qualcosa di veramente unico, anche perché l'alta velocità, anche sotto il punto di vista ferroviario, sta per arrivare, così mi dicono. Quindi speriamo di non essere dimenticati, ecco, e per non essere dimenticati noi dobbiamo raccontarci sempre di più, ogni giorno. Beh, sono proprio le parole di un ambasciatore. Hai fatto veramente un ventaglio dove hai trasmesso la tua passione per la terra dove vivi, ma hai anche in senso costruttivo criticato degli aspetti che si possono ovviamente migliorare per arricchire il territorio. Io il Friuli Venezia Giulia lo definisco una delle regioni più ricche d'Italia, ma non solo.
se tu pensi alla posizione geografica, sta nel cuore dell'Europa, con mare, con un aeroporto, con le montagne, con tutti ovviamente i trasporti. Speriamo. Invece concludiamo la nostra intervista con i locali, perché il tuo cuore batte da tanto tempo anche all'interno dei locali. Ne sei stato gestore in passato, ma sto vedendo che stai continuando a collaborare. Diciamo che il mio cuore batte per la gente, come il tuo, no? Perché noi, secondo me, siamo qua sulla Terra per una missione: divertire e far divertire. Cioè, divertirci e far divertire, scusami Igor. Certo. E allora, i locali mi sono sempre piaciuti, tu lo sai. Da bambino presentavo la messa, praticamente, con i vari parroci che mi hanno dato questa mansione di fare il chirichetto, e lì ho capito che mi piaceva veramente servire le persone, no? In tutti i sensi. E nei locali sono riuscito a esprimermi al meglio, insomma, nel locale riuscivo a vivere di quello che dicevamo prima, di cibo, quindi ci emozionavamo con il cibo. E poi la cucina italiana è spettacolare, soprattutto quella friulana, perché la cucina friulana poi è incredibile, e la musica, che è un elemento che serve sempre. La musica ci deve sempre accompagnare nei momenti belli, nei momenti meno belli, perché la musica è vita. E quindi nei locali sono riuscito veramente a fare quello che mi piaceva: stare con la gente, divertirmi e far divertire. E lo faccio tuttora. Non ho più un locale di proprietà, ma ne ho tantissimi di proprietà, ok? Diciamo tantissimi perché ho tantissimi gestori e tanti amici che ti chiamano per fare delle collaborazioni, no? E questa è la cosa che veramente mi gratifica, perché comunque non mi annoia mai andare in un locale anche diverso e cercare di metterci del proprio. Quindi spazio, non mi annoio, e ho tanti locali, non solo in Friuli Venezia Giulia, ma anche in tutta Italia o in tutta Europa. Molto bene, siamo arrivati alla fine, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato. Siccome fai tanto e hai tante cose, un 2 link, un 2 social per poterti seguire, quali sono? Dove possiamo seguire il Poma? Allora, potete seguirmi su tutti i canali social, insomma, su Facebook, su Instagram. Il mio numero telefonico comunque è di dominio pubblico, quindi sapete che rispondo sempre a tutti, a qualsiasi ora. Se non rispondo entro 5 minuti dovete perdonarmi, perché ogni tanto anche il Poma riposa e dorme. E vi ricordo che se volete ritrovare ogni tanto l'illuminazione dovete spegnere la mente. E poi l'ultima cosa, Igor, mi avevi promesso che in questa rubrica avrei trovato donna. Purtroppo no, è possibile, dobbiamo chiudere, ne ripassiamo. Dobbiamo chiudere, non è così? Va bene, avevo capito male. Grazie allora. Intanto veramente ti faccio i complimenti per tutto quello che stai facendo. Grazie, e spero di vederti presto, perché il mio sogno, sai, che presentare Sanremo con te, tu lo sai, no? Perfetto, tu lo sai che è già spaventato, insomma, ama, è già spaventato. Scrivigli perché lo sa anche lui, che prima o poi io e te saliremo su quel palco. Toccherà, non vedo l'ora. Ti ringrazio, tanti auguri per tutti i tuoi progetti, a presto. Ciao Igor, Mandi Biel.